Primo concorrente che viene da Quartucciu, signori, Domenico Pisu. Ecco. Allora, signor Pisu, di bianco vestito, elegantissimo e sportivamente elegante. Dunque, signor Pisu, lei che cosa fa? Io sono socio di una cantiere edile di Quartucciu. Ah, quindi vendete materiali per l'edilizia? Vendiamo manufatti in cemento, travetti, sabbia, in più ferro, blocchi e piastrelle. In più mattoni. Anche mattoni? Sì, però mi auguro che qua non succeda. No, appunto. Voleva dirvi, Domenico, voleva dirvi che lui di mattoni ne ha in abbondanza, li vende, quindi non c'è bisogno che voi ne aggiungiate degli altri, così, vero? Mi auguro. Ah, bene. Senta, signor Pisu, lei fa anche l'attore, è vero? Attore comico addirittura. Sì, e tanto senza malizia, intendiamoci. Cioè, lo vorrei fare con simpatia, anzi, per passarci anche il tempo. Ah, ecco, certo. E che cosa fa? Ecco, in che cosa si estrinseca, in cosa si manifesta questa sua caratteristica di attore? Cosa fa? E imitare qualche animale, forse perché ne ho anche le mani. Imita gli animali. Anzi, vorrei dire vorrei provare al pubblico se riuscisse a capire se faccio prima qualche oggetto, che è migliore poi in seguito anche gli animali. Certo, sa imitare non solo gli animali ma anche gli oggetti, vero? Sì. Cioè il rumore degli oggetti, no, non ho capito. Cioè, il rumore anzi di un oggetto che si usa molto spesso in famiglia. Che si usa in proprio un oggetto, quindi non mi ero sbagliato. Ecco, vogliamo proporlo al pubblico qui in sala. Ecco, vediamo. Cioè io ci provo a esibirlo, poi se qualcuno è bravo sarà anche premiato in seguito, se riesce a... Da lei, io non c'entro niente. Sì. Vabbè, ci pensa lui a premiarvi, d'accordo. Allora... ma si preoccupa la violina. Ecco, ormai siamo qua. Certo, d'accordo. Ci passa anche lì. Allora, via con l'imitazione. Io sinceramente vorrei capire, cioè, anche se l'ho fatto velocemente, se qualcuno saprebbe immaginare cos'è questa... Dunque, io lo so chi è. Cioè, questo qualcuno... sono io quando ceno prima di venire qui, che non ce la faccio più perché... Sarebbe mal di stomaco. Avete... Che cos'era, signor? Cioè questo esattamente è la damigiana che noi travasiamo il vino in famiglia. Ah, una damigiana? Sì. Cioè travasando il vino da una damigiana a una bottiglia o bottiglione. Ho capito, e questo è il rumore appunto. Sì. Ecco, ma ci faccia qualche verso di animale, eh? Molto bravo. Poi anche so fare anche il gallo. Sa fare anche il gallo. Vabbè. Comunque si fa senza malizia. No. Senza malizia, ha ragione, senza malizia. Questo canto del gallo l'è riuscito veramente com'era? Male, perché non avevo voglia, aveva mal di gola il gallo. Ah, ecco, ho capito. No. Io devo dire, signor Pisu, che è riuscito veramente a svegliarli tutti. Questi... Direi, forse non hanno quell'intenzione. No, sono più svegli di così, guardi, più svegli di così, veramente, è impossibile. Vabbè, l'apparenza inganna. Certo. Dunque, senta, lei è fidanzato? No, fidanzato no, ma comunque c'ho anche qua qualche persona o un'amica intima che va a guardarmi. Esattamente, vorrei dare con un applauso Rita Serrao. Però dobbiamo dire che ci sono anche gli altri amici che stanno qua in esposizione, che adesso in questo momento non la vedo. Signora, dunque lei si è nascosta, la Rita, poverina, non si aspettava una dedica di questo genere, quindi si è proprio nascosta, è sotto la sedia, quando la recuperiamo la inquadriamo, perché ci hanno tentato, ecco vede, adesso è di un color rosso papavero che tende al paonazzo e poi si colorerà appunto di purpureo. Dunque senta, io volevo sapere una cosa, dietro Rita... No, dietro Rita non c'entra niente lei. Volevo dire che dietro la storia di Rita c'è un'altra storia, forse più importante. Una ragazza con la quale lei stava. Poi cos'è successo? È successo magari dopo tanto tempo che ci siamo frequentati, non c'era niente stessa perché non ci siamo mai capiti assieme. Lei non è la mia tipa e basta. Però era una cosa seria, no? Sì, era seria, è partita così, ma poi magari c'era diversa intenzione. Ero pazzo io o lei. No. Però...
Però mi faccia capire, da chi è dipeso poi la frattura? Cioè, l'intenzione mi sa che fosse stata tutte e due assieme. Ah, ecco. L'idea, lei magari c'ha un'idea diversa, io l'ho altrettanto. Ah, ok. All'improvviso però è successo. All'improvviso. E queste sono... C'è qualche questione partita di nascosto di lei, o forse io l'ho preteso di farlo dello stesso. Ho capito. Va bene. Che cosa ci canta stasera? Io sono Nano, è composta da me stesso e lavoro... No, vabbè, non ci faccia caso, il pubblico è un po' sempre così, non capiscono niente di musica, proprio Certo. niente. Loro dopo Battiato non riconoscono nessuno, è fatto così. Lui è Nano, no, cioè la canzone io... No, io sono... la posso dedicare anche a lei. Ecco. Cioè, io sono Nano, è dedicato a... Questo Nano è dedicato a un mio amico, cioè da una lunga vita, abbiamo trascorso insieme. Allora lui... Quanti anni ha lei? 21 anni. Ah, ho capito, Beh, sì. ma da piccolo quando siamo alle elementari. Certo. Allora, cioè, per dire che siamo trascorsi insieme, l'ho voluto dedicare a lui perché per da 2 anni questa parte non l'abbiamo trovato più, cioè non si è visto più e magari era incontinente lui. Però è stato simpatico, era un ragazzo tra gli amici che ho frequentato per sempre. Allora gli ho voluto dedicare e voglio dedicare anche a tutti coloro che mi ascoltano e anche a loro, augurando buona fortuna a tutti. Sì, ecco, al pubblico, ai telespettatori, ecco, perfetto. Bene. Signori, Comunque, ancora per inizio un applauso di questa serata al gruppo La Fiaba. Va bene, lo faranno senz'altro dopo. Io sono Nano, Domenico Pisu. Io sono Nano, yeah, non ci sto, voglio vivere un po', la mia vita ce l'ho, oh no, piccolo sarò, yeah, oh no, yeah, oh no, yeah, no, io sono Nano, yeah. Io sono Nano, yeah, non ci sto, voglio vivere un po', la mia vita ce l'ho, oh no, piccolo sarò, fortuna a voi vorrei fare come io, no, ci sto così un po', no, yeah, sarà vita qua, no, yeah, io non ci sto così, chiedi un po' di più, amico sarà, io sono Nano così, la vita troppo pare di più, piccola sarà, ormai, yeah, oh no, no, ci sto, piccolo sarò, yeah, oh no, fortuna io e voi avrò, ormai ci sto, io sono Nano, yeah, non ci sto, voglio vivere un po', la mia vita ce l'ho, oh no, piccolo sarò, oh no, piccolo sarò, yeah, oh no,